Radicchio veramente d'oro a Castelfranco Veneto nell'Hotel Fior, il radicchio IGP di Treviso, ma anche il coreografico variegato di Castelfranco. Gli hanno reso omaggio il cantante albano, il tenore Francesco Grollo, Miss Italia 2016 Rachele Risaliti e poi tanti big del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo. Una gran bella festa che da 18 anni apre la stagione dei magnifici ortaggi trevigiani che sono sempre più protagonisti sulle tavole invernali. Un dato ha ricordato Cesare Bellò, consigliere delegato di Oppo Veneto. Con il tardivo di Treviso IGP si è passati in una ventina d'anni da 200 a 2000 ettari coltivati. Radicchio di Treviso, indicazione geografica protetta, siamo alla fine di un ciclo di promozione, 3 anni di promozione in Italia e in Europa con altri paesi europei, risultati molto buoni dal punto di vista della promozione che abbiamo portato a casa in questi 3 anni. Un prodotto europeo? È un prodotto europeo, l'indicazione geografica è anche questo, ma è anche un prodotto globale che ha la capacità di arrivare a nicchie globali per la sua qualità. La stagione sta cominciando bene, il tempo ci sta dando una mano, quindi alle nostre coltivazioni. Il radicchio ha cominciato a produrre, a presentarsi bene e siamo soddisfatti al momento. Una cerimonia così è unica. È grandiosa, fa omaggio a un prodotto come il radicchio che nasce da umili origini ma che trova contestualizzato in questo momento un'esaltazione più unica che rara. Meglio i formaggi o meglio i radicchi? Penso un po' di più il formaggio, però con i radicchi e un po' di prosecco io credo che facciamo una bella accoppiata. L'Italia è un grande paese e soprattutto le nostre tradizioni trevigiane sono grandi tradizioni. Perciò sono felice di aver ricevuto questo premio, di riceverlo, di portare la mia trevigianità nel mondo.